tutti, chi piace di ritrovare a Fabriguccia. Oggi vi parleremo di scrittura con Jean Paul e vi faremo scoprire una magnifica canzone. Santuello, un nostro pittore, ci parlerà di scrittura come un'arte. Ci imparerà a fare qualcosa con le nostre mani, come sempre. Musica sempre, andremo a trovare il nostro canterino in Casasoio e Leandro Bellasicure e scopriremo la vita dell'animale Gari. Ma per ora apriamo le porte di un nostro programma. Salute Jean-Paul! Salute! Che piacere di seguire con te a cantare. Si può quella oggi. Ti piace così? No. Allora, dimmi appena. Chi fa qui? Sai che sono sicuro che lui sarebbe capace di scrivere una canzone? Quale? Santo? Santo capace? Bah, t'as già ieri che tutta la fantasia che ha il nostro cervello sarebbe capace di scriverne una, quella chissà. Allora oggi noi che canzone Ma abbiamo? va una broa. Yeah. A dire qualcosa a broa, indovina che canzone è. Allora, fammi un indovinare, l'hai detta. Che canzone è qui? Si dice nulla. Mine, la canzone Mine. Sì. Allora, sta canzone, sai che è stata scritta da Giacomo Dier e la musica l'ha fatta Pedro Fondacci. Allora, è una canzone che si ritrova non da un dischetto e se di Dia Madialese, se non mi sbaglio, ed è stata cantata da lui e Patrizia. Hai È una visto? magnifica canzone. Magnifica La canzone. proviamo. Allora, Tu proviamola. che tu conosci, lì. Allora, la conosco. Mine, mine, so tragulino e vando mine, 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 oh, mine, mine vengo e da camine vengo e vando mine, mine vantu. Magnifica sta canzone, oggi ci campiamo. Mi triga di sta sente giocare da va, santo non ta sta canzone. In un sovratempo, sai dove lo si trova, in un satello, e tracce l'impara a fa una conchiglia calamita. A what tocca a te, osa, facci vedere. Conchiglia calamita. Per fare una conchiglia calamita ci vuole una conchiglia, questo è sicuro, un giummello di sicurezza, una pietra calamita, ed risore e una pistola a incolla. Metti appena incolla a nanta sicurezza. Inturcela e aggiungi l'incolla in modo regolare, da che non si sfagi. Taglia la sicurezza e fissala con appena incolla. Metti l'incolla in una pietra calamita. Appiccicaci un ummelluccio. Aua, metti l'incolla innanto un ummelluccio e appiccicaci a conchiglia. È semplice, no? Allora va, tocca a te. Cosa? Chi hai oggi? Mi pareva la zezzo a me. Oggi c'è un vicino, non ci capisce nulla. Come non ci capisce nulla? Che si passa? Senti qui, ci scontriamo un po' e mi dice: "Oh santo, mi puoi rendere un servizio?" Tanto io gli dico: "So posso, volentieri." E beh. Ma aspetta, mi dice: "Sai che ti ha aperto un'auteca?" E tanto io dico: bella sicura cosa. Che allora gli rispondi? Ma mi dice: "Puoi mica scrivere
una me da bottega sopra a vetrina. Tanto io gli dico no, non posso mica. Esatto, ma basta tutta la giornata con te qui. Tanto dico no, non posso mica scrivere, che è un mestiere. Io rinfresco le porte e finestre, ma non posso mica scrivere così. Osa, allora. se la ora è bella, non è mica da passare tutta la giornata per la storia. Pensi tu che esiste che ci vegliano un anno che te assente? No, e di so che per scoprire, mica di sapere se tu sai scrivere o no, Quale si parla di sapere scrivere o no? Se tu da poi un'ora con i buttati tuo vicino. No, ma era solo per dirti. Ma dimmi cosa? Beh, che forse è una giumicola nella scrittura. Ah, ma questo è sapere, tutto che per qui. E allora, i dottori, una giumicola nella scrittura è puro. Sono dottori, no? Ma chi ha? Ti vuoi paragonare a un dottore? Bella sicura. Sono dottore Odino. Ah, io sì, dottore di che? Sono dottore di abitura. Con questo, dottore. Perché io in coabitura rinfresco porte, finestre, facciate e faccio rimbivisce con colori vivi e freschi. La giuntesa è tutta, ora siamo un poeta. Perché c'è la poesia nella scrittura e nella pittura di noi. Allora, ora so capisco, abbiamo un nostro Picasso di facciate, che? E io sto Van Gogh di porte e di finestre. Allora, fa la finita. Tu prega per non avere mai bisogno di un corpo di pittura. Perché la faresti per me? Bella sicura che avreste, per te fareste importa che. Buona, osa, preferisco sente così. Sai ciò che ti propongo di fare? Ora? E da trovare un nostro canterino in casa sua e ti sta a sentire una bella canzone. Banu e risele sciaure e già si non da dure a francale gida moe su baese rivolta una giornata d'una volta Sampidero spera a spasso, bugiade a spasso, mandate a spasso, quella bestialità. Tremano stellecce, vilette, ivoni e gazzette, tutti a festigliare. Vole un correio di delu per un conto rivelu un giorno tornerà a spasso, bugiate a spasso, mandate a spasso, quella bestialità. Boe su paese rivolta, la giornata d'una volta, Sampidero spera. A spasso, bugiate a spasso, mandate a spasso, quella bestialità. La 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 la. A spasso, cantate a spasso, giocate a spasso, puervo spera. Un po' radio mica va tutto e una va briguccia. Sicuro che santo che tutte le faccende non li posso mica domandare da se sta di noi tutti i moscartavaccioli. Ma mi ci volerebbe un segretario, ma in due l'aiutato a... Aso, pare che c'è un animaluccio che si chiama l'agelo segretario e se non dessimo a trovarlo. L'agelu sigridario. Odide,
sapete che usi gridario e un agelono africano? Uso gabu pareguelo d'un'agula e di bicchiadoncu. Di un agelo straordinario. Figliulade, così bella a sogresta, ste biume che l'ancabu. Usi gridario pobula, ma li piace di più a martia. Caccidiedia i rettili, si cerca esarpe e giartule da manasera. Stanno a coppie i gridari e facciano sonido in l'arborogni. E poi hanno scaglie a nanta isopedi. A sapete perché? Perché così non si va in un murzigada esarpe. E ora, chi c'è da va scoprire? Odidi. O borcuspino é o dertubu maior ruidor do mundo, doba o gastoro e o gabiwar. A pinti da yanti che no dia mesmo pene, non ta uso corpo e una goa da brudegelo. Alle orte, porcuspini si sbarazzano dieso bene, ma un labo non va aditale. Ma quando un altro animale attacca o porcuspino, ebbene si staccano, stando in do corpo di quell'animale. Certe specie s'appicciano proprio all'arbore, qua goa, e appiccicandosi a anche. Tutti i porcuspini nodano benissimo. So erbivori e nutambuli. Si muovono di notte per più e mangiano piante. Di giorno dormono o si biatano in desodane. Ci aveva già indovinato quanto ne ha appena un porcuspino? O manco 30.000. Ci stuneranno sempre gli animalucci. Andiamo a scoprire un altro. Ozzide, i violi di leoni si rigeano lì unucci. Si berono bunti gialli a nanta iso corpi. Quando li crescono, i bunti perdono poco a poco il suo colore. Passano quasi 20 ore di sua giornata a dormire. Ma a egli unucci non gli piacciono troppo a dormire assai. Li piacciono a giocare tra di elli, s'azzuffano e li garbano a stuzzicare fra delle sorelle. Quando gli toccano i 2 anni, anderanno a aiutare mamme per la caccia. Mine sottragolino e bando mine oh. Ma siete anche capaci a cantare senza me? Ma va un disco. Non è mica la conchiglia che t'hai fatto. La conchiglia, siete voi le conchiglie, manco capace di aspettarmi. Allora, aggiunteso che hai scoperto la canzone ad oggi, mine. Dunque, abbiamo fatto un ribillo, perché questa canzone comincia con un ribillo. Allora abbiamo provato di scoprire la strofa. La melodia cambia. Questa è mina di mare rutto, cargo i scaramizzoli di Molizzu ed esili frizzoli. Mine sottragolino e bando mine oh. Mine vangu e da gomine bangu. Bando mine vantu. Continuiamo. Questa è mina di cielo rutto, penuli di bagni onfi, sopra campanili, pizzi e modi.
Benissimo. Bella. Ti sbrogli proprio, Bene. Che progressi che l'ha fatto Se il la nostro tua così, usato? gli avevo detto un moischetto, io Ah, dico e, io. d'après sa me, whisky, tu dis, fatta vine, forse che ha Direi vide, due soldi che ha così. fabricato. Buona. E adesso, Scusate, ma giuro qua. io dicevo te, cioè che non travagliamo, Ma io mi Jean-Paul. svoglio solo, A dopo, Mine sa dragulin. Ci non andiamo a un nostro saluto, chi è l'ora di chiamare un nostro amico Leandro. Salute Leandro, tu come va? Sto bene, ti ringrazio, e tu? So bene, sono contenta soprattutto di ritrovarti per parlare di scritti e di scrittori. Per me scrivere è come disegnare. Ah, yeah? Allora, spiegaci appena, che vuoi dire per te scrivere, leggere, tutto questo? Dici appena. Beh, io per esempio, sai, in quando mi mia cugina imparo a scrivere in quell'inchiostro e a bene. È difficile. Un po', ma direi di ho scritto chi ti ha aiutato. Cara Francine, concorre, ma sono fortunata io oggi. Che bello regalo che tu mi fai, Leandro. Allora, chi leggi tu, per esempio? Allora, ora ti propongo di fare un gioco per sapere ciò che io leggo. Allora, sono d'accordo, mi piace giocare con te. Cominciamo. Allora, campo au tre privé drive di Londra. Studio a magia a scuola Pudlar. Allora, tu sei Harry Potter. Brava, tirei di mia figura. Magnifico, sei tu che hai fatto il disegno. Io. Ma tu sei bravo a disegnare di noi. Continuiamo il nostro gioco. Allora, secondo Titi, o mio amico è o Dr. Watson e campo in Londra. Allora, tu sei Hercule Poirot? E no, Sherlock Holmes. Ah, sei Sherlock Holmes. Bellissimo. Io confondo tutte e due. E poi? Sono un giornalista o reporter. O mio agaro Fido e Milou e o mio amico è o capitano Haddock. Tu sei tanta... Yeah, tirei di lui e adieu quasi figurina. Ma sei veramente bravo. Fai una bella collezione di tutto questo, mi pare. Ti piace a te avere libri e leggi? E io libri ne quanto un prende ne benerisce. E conosci anche i dobroerbi. Se tu vuoi, puoi fare un altro indovinello, se tu vuoi. Mi puoi far scoprire un altro personaggio. Allora, sono un indiano e mi piace accampare in armonia, in qua natura e in qua niente. Allora, Gusti dice radio che tu sei Yakari. Brava. Ah, Diudro. Allora, tutto questo, Leandro, sono tutti due libri, tutte e due letture. Niente. Beh, allora, ti ringrazio di aver spertuto a due letture con noi tutti, ma perché sempre il tempo passa in furia con te. Ti mando un bacione e ti dico a presto per un'altra telo di chiacchierata. Anche io voglio conoscere Vim di un Harry Potter. Emo da yoga non terre des gialle. Ecco l'indovinella di Jean-Jean Trombetta. Buongiorno a tutti, vadiamo subito a nostra domanda d'oggi. Come si chiamava il gran poeta e improvvisatore neolinco cognomato Pampagiolo? Aspetto un uomo e a casata. A risposta come sempre a Vita Radio a 20 emissioni. A dopo cari! Scrive dans la leggiuantu. Oh, mi magagno che? Perché che hai detto? Scrive non te la gioventù. E allora, sue parole a canzone. Una canzone scritta da un gran poeta d'altronde, Patrizio Croce. Ma da giù detto, che a giù mandava a scrivere non ta un mu, non ta un foglio e tu mi volevi scrivere non te la gioventù. Oh, ma calma, di una maniera di una bella figura, una bella immagine. Sai che i poeti sono capaci di intrecciare così le parole e di far nascere cose, scritture magnifiche. E dai, torna parole difficili perché non capisca. In più, non sappiamo ancora chi è tagliare. Ti ho detto che dirà una metafora, una maniera di parlare, una maniera di intrecciare parole, di fare metafore così e tanto tutto di immagini quando è lì. È poesia, capisci? Sai, a me mi piace di leggere le vecchie lettere, vedi, le vecchie, perché certe volte c'è una bella scrittura, vedi? Ma allora tanto si parla di calligrafia, lì.
Ma come tu buoni, ma a me mi garba assai. Ma sai che la storia di scrittura è straordinaria? È nata 6.000 anni fa, a tempo in Egitto e in l'Iraq attuale. E allora in Egitto adobravano gli ieroglifi, invece che in Iraq attuale elli adobravano i criptogrammi. Erano piccoli disegni, vedi? Tu sì che sei un capone. Ma sei andato a scuola invece di cercare l'antica ruggie. Poi di questa, e tanto che avresti forse avuto una bella scrittura, Dai, sapevi ascoltare tutto ciò che tu mi hai detto. Così avrei potuto scrivere delle rime. E mia Ellu. E poi ti hai scritto un poema, non tallare in un avione. Ma vai, Yoshimo, con te tu ne conti, non faccio che dico bestialità, ma con tu che mi puoi dire con te. Allora, di promo che facciamo una piccola pausa, andiamo a trovare i nostri amici, che elli già impareranno a fare qualcosa, cosa tocca a te, chissà ciò che li imparano oggi. Cartolina. Per fare una cartolina ti ci vuole i voli da disegno di barretti colori, i vorbici, l'incolla, piega ogni volo in due. Traccia i contorni di a mano annanta ogni voglio. Taglia il disegno. Attenti a seguire i contorni. Ecco, ora metti l'incolla nanta ogni hito e di no annanta il balmo di una di mani. Appiccicala annanta un foglio scelto da va a cartolina. Taglia l'altra mano di stesso modo. Appiccicane un altro dall'altro lato di cartolina. Disegna un corriggelo. Taglialo e appiccicalo in ranta a cartolina da digura. Ora tocca a te. Questa è mina di sentenze pur. Sì, qui. Ma tu quanto a me oggi non da te un pianto, non è mica possibile. Facciamo in troia. Faccia di scrivere una troia. canzone per te. Forse un giorno la canterai qui. Non neanche bene l'ora. Buona, ne approfittiamo E per ora andare. hai già. E l'ora è già di. Allora io vi propongo di fare una piccola pausa ed andare a scoprire la risposta all'indovinella di Jean-Jean Trombetta. Allora, il gran poeta Niurincu Pampagiolo si chiamava Don Giuseppe Giansili. A presto, cari! Buona, allora oyente, vi propongo di cantare la tuta. Sei pronto tu? Lo dormia. Dormia sempre. Mine so tragolino e bando mine oh. Mine vangu e da camina in bangu. Bando mine want to. Che sei mina di mare rutto, carica di scaramizzoli, di molizzu ed esili brizzoli.
mine oh, mine vangu, e dago mine bangu, e bandu mine wantu. Questa è mina di gelurutu, penuli di bani onfi, sopra campanili, pinsi e mudi. Si pronto? Mine sotragulino e bandu mine oh, mine vangu, e dago mine bangu, e bandu mine wantu. Magnifica sta canzone, l'hai cantata, Santu? Forse chi? Era Dragulino. Allora, è per questo che ti canti così, va? Buono, io mi sono accampata torna oggi e una nostra compagnia ha già imparato a giù riso. Mi sono piaciuta appena in arbi con un certo... Facciamo la finita. Spero che poi di noi vi siete accampati con noi. Mi dire droit, bien. Tutto a due. Ah, più presto. Per lavorare appena. C'è bisogno, State con noi, vi ringraziamo di essere così figli. Ma abbracciamo di cuore e vi dico a presto per un'altra Fabri Good. Va bene.